Grazie professore, grazie dell'ospitalità. Io desidero subito ringraziare gli organizzatori, la professoressa Conforti, la professoressa D'Amelio, la professoressa Anna Malone e desidero subito congratularmi anche con chi ha curato graficamente il volantino, diciamo, il programma, perché difficilmente uno guarda no, lo stile del volantino di pubblicità del congresso. E qui è segnato, curatore grafico, fotografie di Anna Malone, del designer Pierluigi Traini, che è un tecnico della nostra università. E voi dite, ma come mai il rettore ci parla del volantino e non del contenuto? Perché questa foto è interessante e quando stavo venendo qui oggi in macchina ho guardato questo dépliant e mi è venuto subito in mente una cosa di come io personalmente mi sono avvicinato a questo tema. Io nella vita faccio tutto un altro mestiere, oltre a fare il rettore mi occupo di scienza, in particolare mi occupo di DNA e in effetti, esatto, sì anche. E la cosa che mi ha incuriosito è perché qualche anno fa, la professoressa Conforti lo sa molto bene, abbiamo cercato di dare un contributo per fornire dei nomi a molte persone, io li chiamo ancora persone, che vivono nei sacrari, negli ossari, di cui non abbiamo nome, non abbiamo identità, non sappiamo niente. Oggi abbiamo tecnologie biologiche che consentono di dare un nome e quell'epoca, parlo di 5 anni fa, vennero a trovarmi, diciamo così, parenti prossimi di persone che erano così, i loro resti, se volete, conservati nelle fosse ardeatine a Roma. Ci sono 335 corpi, di questi 323 sono stati identificati negli anni e gli è stato attribuito un nome e un cognome che è riportato sulla loro lapide. 12 di queste lapidi erano senza nome. E io chiesi come mai queste persone chiedevano appunto ad un tecnico di poter dare un nome. E dice, guardi professore, dopo 60 anni che noi veniamo qui a piangere sulle tombe dei nostri parenti prossimi, siamo stufi di farlo su una lapide dove non c'è il nome e c'è un numero. Erano identificati come il numero 328, 329 e via dicendo. Per tutta la vita il nostro consanguineo, soprattutto perché è ebreo, è stato caratterizzato da un numero, 300 e passa, voi sapete la storia. E dice, ma per cui basta, dopo la morte non possiamo più vedere un numero. Dice, dobbiamo trovare una soluzione a questo. E dopo una serie di faticose autorizzazioni e permessi riuscimmo appunto ad ottenere le autorizzazioni ad aprire alcune di queste tombe senza nome e attraverso lo studio del DNA identificammo i primi due corpi, perché ci autorizzarono solo in due, poi dopo i RIS dei carabinieri e molti miei colleghi hanno avuto, perché il risultato ha funzionato, la tecnologia è stata sperimentata, erano i primi anni che facevamo queste cose, è stato poi pubblicato anche un articolo scientifico su questo, e è stato possibile attribuire un nome a questi 12, diciamo così, corpi, e c'erano delle sorprese. Per esempio alcune di quelle tombe in cui si pensava ci fosse Tizio, c'era Caio e via dicendo. Questo ha aperto anche un po', se volete, un po' di polemiche. Cosa voglio dire con questo? Che è sempre tempo di sapere. Io lunedì ho aperto un convegno a Tor Vergata, che l'abbiamo chiamato Primavera delle Università, in tutta Italia abbiamo discusso e portato avanti ciò che l'università fa anche questo. Non è un diplomificio come spesso si vuole far pensare, un luogo dove si fanno esami e basta. L'università risolve anche i problemi della società, della gente, della cultura e di tutto a 360 gradi. E questo oggi abbiamo le tecnologie per poter aprire, se volete, anche la storia, che può essere poi bella o brutta, ma soprattutto togliere dei dubbi e aprire alla conoscenza. E io ho visto, e mi congratulo con chi ha scritto anche la presentazione del programma, la conoscenza e la conservazione dei memoriali, oltre che un dovere morale di ogni singolo cittadino, è imperativo. È imperativo, è interessante questo. Che vuol dire che noi abbiamo sete e bisogno di conoscere. E l'unico modo per conoscere è appunto avviare dibattiti, conferenze, seminari,
aperture scientifiche e quant'altro. E da parte del nostro Ateneo sono quindi ben felice di inaugurare questo convegno, di fornire alla professoressa Conforti qui accanto a me tutto il supporto dell'Ateneo, adesso e in futuro, su argomenti simili, su temi che sembrano di nicchia come questi e che uno può pensare di non seguire, di non fare, ma cosa importa all'università questo? La settimana scorsa io sono stato ricevuto dalla Boldrini, Presidente della Camera, perché aveva letto su un giornale che l'università che in questo momento sto guidando aveva deciso di mettere a concorso 2 posti di ricercatore di tipo B, che diventeranno, come sapete, posti di professori associati dopo 3 anni, quindi 2 cattedre se volete, a un tema, alla sostenibilità, per rispondere a quelli che sono i 17 goals dell'ONU, che ogni governo ha sottoscritto e che deve rispettare da qui al 2030. Bene, noi abbiamo deciso di investire, offrendo 2 cattedre, le prime, che mi risulta in Italia e forse al mondo, sulla sostenibilità che un'università decide di fare. Ecco, questa è la risposta con cui un'università oggi può rispondere alla sete di conoscenza, anche alla conoscenza nuova, acquisita su temi diversi come questo. Ecco, quindi io vi lascio lasciandovi ovviamente un augurio di buon proseguimento dei lavori. Purtroppo non potrò trattenermi fino a tardi, soprattutto per sentire le tue conclusioni sulle Fosse Ardeatine che, come sai, domani, scusa, che mi interessano personalmente molto da vicino, come sai bene, perché ho un altro impegno a Tor Vergata nel pomeriggio alle 4:30 e quindi devo rientrare. Buon lavoro e grazie a tutti.